Colpito da ictus, il camionista che travolse Davide Rebellin avrebbe dovuto presenziare come imputato al processo in tribunale a Vicenza, ma l'udienza è stata rimandata e grave al Cafoncello di Treviso. Pianto frontale tra mezzi pesanti a Peschiera del Garda nel Veronese, morti 2 camionisti. Ieri sera ad Adria aveva perso la vita in moto un cuoco 49enne. Il cadavere di un uomo senza gambe ritrovato a qualche metro di distanza, semisepolto dalla sabbia, scoperto in spiaggia a Porto Tolle. Il corpo in decomposizione, indagano i carabinieri. Monte di Malo, dopo gli allagamenti arrivano gli sciacalli. Il sindaco minacciato di morte con una motosega. Da domani nuova allerta maltempo, in arrivo temporali e grandine. In mattinata al Teatro Goldoni la cerimonia del premio Ugo La Malfa, assegnato alla direttrice del Fondo Monetario Internazionale alla presenza del presidente Mattarella. Caso Benetton, domani il consiglio di amministrazione in cui il patron Luciano dovrebbe dire addio alla società. Sul tavolo il bilancio negativo che la dirigenza avrebbe nascosto al presidente. PNRR, prefetture in videoconferenza con la Premier Meloni per la costituzione della cabina nazionale di coordinamento. Il presidente Anci Conte, collaborazione ma no ai tagli per i comuni virtuosi. 24 ore per parlare di pace e per condannare le guerre in atto. Nel fine settimana 400 bandiere hanno vestito di arcobaleno Prato della Valle a Padova. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. E dunque noi iniziamo con le notizie. Colpito da ictus il camionista che travolse Davide Rebellin, che oggi avrebbe dovuto presenziare come imputato al processo in tribunale a Vicenza, ma l'udienza è stata ovviamente rimandata. Colpito da ictus ischemico. Wolfgang Rieke è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il camionista tedesco di 63 anni, il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Si è sentito male la sera del 23 maggio, immediatamente il ricovero in ospedale. Oggi resta in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sono gravi e ancora i medici non si sbilanciano, infatti la prognosi è riservata. Attendiamo i prossimi giorni di capire quali sono gli sviluppi da un punto di vista medico delle sue condizioni di salute. Oggi Wolfgang Rieke avrebbe dovuto comparire di nuovo in tribunale a Vicenza per il processo che lo vede imputato. Sarebbero stati sentiti i periti, ingegneri cinematici, nominati dal pubblico ministero e dalla difesa di Rieke per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui morì Davide Rebellin. Ma proprio pochi giorni prima dell'udienza il malore improvviso per il camionista tedesco. La prognosi è ancora riservata, quindi l'udienza è stata rinviata per legittimo impedimento. La volontà è quella che il processo termini nel più breve tempo possibile. Questo ci è sempre stato rappresentato dal signor Rieke, che infatti non ha mai frapposto problemi a che il procedimento venisse definito in tempi rapidi. 2 camionisti sono morti in un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e 2 automobili lungo la strada regionale 11 a Peschiera del Garda, Verona, al confine tra Veneto e provincia di Trento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. 2 mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente e i 2 conducenti sono morti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Non è l'unico incidente mortale delle ultime ore. In serata infatti era deceduto ieri ad Adria Marco Ronconi, 49 anni, cuoco, finito con la moto contro il guardrail, lascia 2 bambini. E ancora la cronaca che ci porta a Porto Tolle. Un cadavere di sesso maschile semisepolto dalla sabbia è stato rinvenuto sulla spiaggia Scano Boa nel comune appunto di Porto Tolle. A segnalarlo un cittadino che ha chiamato i carabinieri. Il corpo, a cui mancavano gli arti inferiori, poi ritrovati anch'essi semisepolti dalla sabbia un po' più avanti, è in stato avanzato di decomposizione. Oltre ai carabinieri sul posto, i vigili del fuoco, la Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto l'esame autoptico al fine di stabilire le cause del decesso. E ci spostiamo invece a Venezia, perché potrebbe avere le ore contate il branco di 10 ragazzini alterati da alcol e droga che ieri mattina all'alba hanno pestato violentemente un autista della linea 5E.
Aggressione avvolta nel mistero da un autista CTV di 52 anni di Noale, picchiato e aggredito dal branco di 10 ragazzine di età al momento indefinita durante il turno di servizio, domenica alle 4:40 del mattino, quando, partito da Noale, direzione Venezia, arrivato a Mirano dopo il pestaggio, visto che il branco aveva sfondato e divelto la protezione che lo isolava dai passeggeri, si è trovato costretto, suo malgrado, ad interrompere la corsa all'arrivo delle volanti della polizia, allertate dallo stesso autista, per ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Mirano. La preoccupazione, lo sdegno e la solidarietà all'autista dal direttore generale dell'azienda veneziana di trasporto pubblico. L'abbiamo sentito, ha 8 giorni di prognosi, un occhio gonfio, diciamo che poteva andare peggio. Al vaglio della questura, dove l'autista sporto denuncia i filmati delle telecamere, stando a fonti investigative di alcuni passeggeri che pare abbiano registrato la violenta aggressione con il telefonino. Sembrano molto chiari questi filmati, per cui io mi auguro veramente che le forze dell'ordine questa volta, avendo anche ben chiare le facce di questi ragazzi, risalgano a loro e cerchino di comminare la giusta punizione. All'arrivo della polizia domenica all'alba, dopo la violenta aggressione, tutti e 10 del branco sono riusciti a scappare nel fuggi generale, sembra, trovando anche un passaggio da alcuni automobilisti che si trovavano proprio nei paraggi del bus. Episodio tra stranezza e coincidenza in corso di verifica dagli inquirenti, mentre nel frattempo la CTV sta pensando a come tutelare maggiormente i suoi dipendenti, in questo caso gli autisti. Io per primo sono molto preoccupato della sicurezza dei nostri dipendenti, però ce la metteremo tutta e ce la mettiamo tutta, soprattutto quando ordiniamo gli autobus nuovi, li ordiniamo e li stiamo ordinando con dei rinforzi sempre maggiori per proteggere appunto gli autisti. Identificato il vandalo che ha agito a Piove di Sacco danneggiando e derubando decine e decine d'auto. È un 25enne già noto alle forze dell'ordine, il vandalo che ha danneggiato e razziato una quarantina di auto tra Piove di Sacco e Brugine. Dopo una breve indagine, grazie soprattutto alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri di Piove di Sacco hanno identificato e denunciato il giovane per furto aggravato e danneggiamento. Sarebbero opera sua i 2 raid vandalici avvenuti nella notte dello scorso 11 e 19 maggio. In questi 2 episodi sono state danneggiate oltre 30 autovetture nel centro di Piove di Sacco e altre 15 nel successivo fine settimana. A Brugine, dall'interno di alcune autovetture sono stati rubati anche oggetti personali. Nel corso delle perquisizioni a casa del 25enne sono stati rinvenuti occhiali da sole, portachiavi ed una bicicletta rubati durante le scorribande notturne, oltre a vari arnesi da scasso. Tutta la refurtiva verrà quanto prima riconsegnata ai legittimi proprietari. Monte di Malo, Vicenza, dopo gli allagamenti arrivano gli sciacalli, il sindaco minacciato di morte con una motosega. Da domani invece nuova allerta maltempo, in arrivo temporali e grandine. Dopo i danni provocati dal maltempo non c'è pace per i residenti e gli imprenditori di Monte di Malo. Arrivano gli sciacalli. Un gruppetto di persone a bordo di camper erano già stati segnalati dai cittadini alle forze dell'ordine per il loro comportamento sospetto nei pressi di abitazioni e capannoni dove sono state ammassate le masserizie danneggiate dall'acqua e dal fango negli scorsi giorni. Sarebbero già spariti oggetti ancora di un certo valore residuo su cui si attendeva la ricognizione dei tecnici delle assicurazioni per stimarne i rimborsi. La voce sui mezzi utilizzati dagli sciacalli era già circolata in paese. La loro presenza questa mattina è stata segnalata al sindaco poco dopo l'alba da un residente nei pressi della zona industriale. Un noto centro commerciale d'abbigliamento aveva stoccato all'aperto 4 container di merce danneggiata e nei pressi si era fermato il camper sospetto. Il sindaco, pur avendo immediatamente mobilitato la polizia locale, è stato il primo a giungere coraggiosamente da solo sul posto, ma la situazione si è fatta subito pesante. Ho cercato di parlare e di chiedere i documenti qualificandomi prima come sindaco del comune di Monte di Malo. A quel punto c'è stata la reazione verso di me, accerchiandomi e minacciandomi in vari modi, fotografando le mie auto e dicendo che sarebbero venuti a trovarmi. Ecco, siamo in un paese civile, o almeno lo credevo, nel senso che per certa gente non ci sono regole. Io devo far rispettare le regole nel mio territorio e come le rispettano i miei cittadini, li devono rispettare anche loro.
Ancora cronaca, ieri pomeriggio mentre in Villa Buri di San Michele Extra nel Veronese era ancora in corso la festa dei popoli, è stato messo a segno il furto di buona parte dell'incasso che ammontava a circa 11.000 euro ricavato dagli stand gastronomici della giornata. La somma era custodita sotto chiave in una stanza al piano terra della villa. A scoprire il colpo intorno alle 18 il responsabile del servizio di cassa e i ladri sarebbero entrati in azione intorno invece alle 17 a darne notizia gli stessi organizzatori della manifestazione. Ci spostiamo a Venezia noi invece adesso perché si è svolta questa mattina al Teatro Goldoni la cerimonia del premio Ugo La Malfa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Goldoni alle 11:30 per assistere alla consegna del premio Ugo La Malfa, che si attribuisce a personalità che contribuiscono a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale. È stato assegnato alla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che si è detta ottimista nonostante il momento. The first recipient of the Ugo La Malfa Prize for International Cooperation. Il premio, alla sua prima edizione, è stato istituito per iniziativa della Fondazione La Malfa, l'Università Ca' Foscari, Intesa San Paolo e l'Enciclopedia Treccani. La ragione per cui siamo a Venezia è perché mio padre si formò a Ca' Foscari negli anni, un secolo fa, e a Ca' Foscari da una parte ebbe un insegnamento di economia importante, il grande Gino Luzzatto, lo storico, e dall'altra la sua formazione politica. L'antifascismo nasce a Ca' Foscari, il fatto che ci sia il Presidente della Repubblica è un segnale di enorme importanza. E questo premio è importante perché è simbolico di un percorso sulla cooperazione internazionale che noi vogliamo intraprendere assieme alle istituzioni coinvolte. Insieme a Mattarella anche il sindaco Brugnaro e il presidente Zaia. Fra i presenti alla cerimonia il commissario UE all'economia Gentiloni e il senatore Monti. Dopo aver assistito alla cerimonia di premiazione, il presidente Mattarella ha lasciato Venezia per rientrare a Roma. Caso Benetton, domani il consiglio di amministrazione in cui il patron Luciano dovrebbe dire addio alla società, sul tavolo il bilancio negativo che la dirigenza avrebbe nascosto al presidente. Ci sono due date cerchiate in rosso negli uffici di Piazza Duomo a Treviso, domani in tarda mattinata e martedì 18 giugno. Nella prima è fissata la riunione del Consiglio di amministrazione della Benetton, la seconda invece l'Assemblea dei soci, e tutte e due con un unico obiettivo: salvare e rilanciare uno dei marchi storici dell'abbigliamento italiano. Domani il primo passo, che suona molto come resa dei conti tra il presidente Luciano Benetton e l'amministratore delegato Massimo Renon, con il primo che ha annunciato le sue dimissioni e l'uscita dalla società, e il secondo che subito dopo è stato sfiduciato dalla cassaforte di famiglia e azionista di maggioranza Edizione, che ha anche annunciato 260 milioni di euro per ripianare le perdite e rilanciare il marchio. In pratica il bilancio, a fronte di un fatturato di poco più di 1 miliardo, chiuderà con una perdita netta del valore di 230 milioni, di cui 113 proprio in flussi di cassa, che poi sarebbero i famosi 100 milioni denunciati da Luciano Benetton nell'intervista accusatoria pubblicata sabato dal Corriere della Sera. Ma in questa situazione ci sarebbero diversi spazi di manovra per cambiare le decisioni dell'uno, ma anche quelle imposte all'altro. Secondo alcune fonti interne, infatti, l'azione immediata di Alessandro Benetton con il comunicato all'ANSA di sabato sarebbe un sottinteso invito al padre Luciano di rimanere, offrendogli sul piatto d'argento la testa dell'amministratore delegato venuto dalla montagna, ma anche il suo successore, che sarebbe già stato individuato dalla famiglia. Ma anche il fronte Renon l'uscita potrebbe non essere immediata, contando su alleanze di peso proprio all'interno dei soci di Edizione, ma anche le ragioni sulle scelte fatte, tra l'altro basi dell'annunciata azione legale. Tutto questo mentre la perdita di quote di mercato, se prolungata, potrebbe essere fatale anche per un marchio storico come Benetton. La competizione, ci sono tantissime realtà, tantissimi nuovi marchi, la concorrenza si fa sempre più aggressiva. Però Benetton rimane un punto saldo nella nostra realtà territoriale e come impresa, e quindi io credo che qui soprattutto poi l'attenzione del Presidente da parte sul capitale umano farà ripartire sicuramente. PNRR, prefetture in videoconferenza con la Premier Meloni per la costituzione della cabina nazionale di coordinamento. Il presidente ANCI Mario Conte, collaborazione ma no ai tagli per i comuni virtuosi.
Continuiamo a ribadire la nostra totale disponibilità a sostenere e a collaborare con questo governo, dall'altra però chiediamo di non essere ancora una volta penalizzati con dei tagli che potenzialmente metterebbero in difficoltà le nostre comunità. Così il presidente ANCI Veneto al termine dell'incontro per la costituzione delle cabine di coordinamento territoriali per il PNRR. A nome dei sindaci veneti, Conte ha ribadito l'impegno a mantenere gli obblighi presi con il governo ed Europa. Continuiamo a lavorare per portare a casa questo risultato fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori, ha spiegato il sindaco di Treviso, che al governo ha avanzato una richiesta ben precisa. Chiediamo al governo che ci vengano garantite le risorse e garantiti anche gli strumenti per poter applicare e far atterrare queste risorse. Parallelamente a questo impegno però ANCI ha manifestato le proprie preoccupazioni per la spending review, che vedrebbe ancora una volta penalizzati i comuni virtuosi e tra questi quelli veneti. In questi mesi si sono dimostrati responsabili, attenti e puntuali nei confronti di una programmazione che è quella del PNRR, che paradossalmente oggi rischia di vederci penalizzati, perché se passa la linea che chi più ha preso più gli verrà tolto, allora io credo che questo Paese sta veramente andando al contrario. Intanto i comuni dovranno fare i conti anche con le minori entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità rilevato dagli autovelox, dopo la stretta inserita nel decreto del Ministero delle Infrastrutture che dal 28 maggio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non si potranno mettere più autovelox nello stesso tratto, non si potranno applicare questi repentini riduzioni di velocità, il tutto per garantire da una parte la sicurezza stradale, dall'altra evitare il famoso fenomeno del fare cassa attraverso gli autovelox, un fenomeno che qui in Veneto non è stato utilizzato dai sindaci. Limitata l'autonomia dei sindaci, che dovranno chiedere l'autorizzazione ad installare gli autovelox al prefetto. Per evitare le cosiddette multe in serie, tra un dispositivo e l'altro dovranno intercorrere distanze minime diverse in base al tipo di strada, e ancora in città stop agli autovelox sotto i 50 km orari. Le nuove regole, ha spiegato il ministro Salvini, sono essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati dove effettivamente serve e non come ulteriore tassa. Non si utilizzano gli autovelox per far cassa, però era anche giusto mettere nero su bianco delle regole di buonsenso. Ora a Padova, 24 ore per parlare di pace, per condannare le guerre in atto. Nel fine settimana 400 bandiere hanno vestito di arcobaleno Prato della Valle. 400 bandiere della pace hanno circondato Prato della Valle, l'isola Memmea delineata da un percorso arcobaleno per invitare l'intera città a riflettere sulla pace e sui conflitti che stanno affliggendo il mondo in questi mesi. Per 24 ore le bandiere hanno addobbato il prato grazie agli scout del gruppo Masci in collaborazione con il comune e con altri gruppi della GESCI, le associazioni dell'area pace, diritti umani e cooperazione internazionale Uniti per la pace, che hanno animato la giornata di riflessione con delle passeggiate durate da sabato a domenica sera e che hanno cercato di coinvolgere tutta la cittadinanza. Grazie intanto per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Arrivederci.